Mister Alessandro De Caro, la Libertad si sta preparando alla sfida contro l'Olimpica Acras. Ma io non la chiamerei sfida, la chiamerei una gara di calcio. In ogni caso è una gara di sport a tutti gli effetti. Noi la viviamo in maniera semplice e chiara come abbiamo fatto con tutte le tre squadre. Chiaro che il pubblico, la stampa dà risalto a questa partita perché è un derby, perché i colori dei biancazzurri non hanno mai giocato contro una squadra come il Regalmuto, loro sono la storia, anche se devo precisare questa è Olimpica Acragas, non è l'Acragas 1954 dove io ho militato da allenatore. Quindi è una nuova storia, mi auguro che possano arrivare in Serie B o in Serie A e fare la Champions League. È chiaro che quest'anno hanno dei problemi perché sono partiti in ritardo, la rosa non è stata completata, adesso c'è il mercato in corso, probabilmente faranno degli acquisti importanti e domenica sarà una bella partita e mi auguro che sia una gara di sport, all'insegna proprio dello sport. Dobbiamo educare i nostri ragazzi a vedere queste partite e imparare come si sta in campo e come ci si diverte giocando a calcio.